Mentre nel centrodestra se le danno di santa ragione, dimostrando che un ciclo politico è finito e che non sono più in grado di governare la Regione Veneto, come centrosinistra ci stiamo preparando per costruire un'alternativa credibile per le prossime elezioni regionali. Abbiamo incontrato le forze del centrosinistra, abbiamo iniziato a discutere di programmi, di quali sono i progetti sui quali vogliamo centrare la nostra azione. I giovani innanzitutto, che devono ritrovare un protagonismo nel lavoro, nella formazione, nelle politiche a loro rivolte, la sanità e il sociale con un sostegno a quella pubblica, ovviamente il lavoro e poi l'impresa, la transizione ambientale e le politiche a favore del nostro territorio. Questi saranno i principali argomenti di cui parleremo, lo faremo in un rapporto con il territorio, incontrando le associazioni, gli amministratori, le categorie economiche, le forze sociali. Vogliamo dimostrare che è possibile dare vita ad un nuovo Veneto forte, coeso, cuore produttivo in Europa.